Ben ritrovati con le cronache trevigiane, il meglio di vi riporteremo in casa di USL 2 Marca Trevigiana per raccontarvi l'inaugurazione dei nuovi spazi della nuova sede del corso di medicina e poi spazio alla Notte Bianca del Gusto, protagonista Latteria di Soligo e anche la primavera del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Ed infine vogliamo cominciare dalla riunione, dall'assemblea dei produttori di latte del Veneto che si è svolta a Castelfranco Veneto. Si è riunito a Castelfranco il comparto lattiero caseario Veneto in occasione dell'annuale assemblea di Aprolav, un appuntamento che tira le fila dell'annata 2023 ma che fa anche il punto sulla situazione in termini di produzione, prospettive ed export. I 12 mesi che abbiamo passato a livello di associazione siamo sempre in una risposta positiva al nostro comparto. Per quello che riguarda il momento che stiamo attraversando non è cattivo, proprio per il traino di determinate consorzi che danno un valore al nostro prodotto. Abbiamo sentito quanto il grana padano sia importante e ormai abbiamo capito che metà del grana padano viene esportato, quindi proviamo a pensare quanto importante è una DOP così forte per il territorio e quindi questo ci dà anche da pensare in positivo per il futuro. La nostra qualità è ricercata e copiata, lo diciamo da sempre, ma sempre di più vediamo che è la realtà. In termini di consumi, l'Assemblea ha evidenziato come a livello nazionale diminuiscono i consumi di latte UHT e si registrano invece un maggiore incremento di consumo di yogurt e di grana padano, DOP leader in Italia e all'estero. Le regole europee stiamo cercando di fare in modo che ci tutelino, non ci danneggino, quello è il nostro problema. Il nostro problema sono i copioni, quelli che cercano di copiarci e che cercano di essere venduti nel mondo al nostro posto non essendo noi, e questo è un inganno ai consumatori internazionali e in parte anche italiani, ed è questa, attraverso delle regole che noi chiediamo, che stiamo cercando di combattere per evitare questo grande inganno, quello che chiamano Italian sounding, che io sono più terra a terra, li chiamo dei volgari copioni. Al fronte della crescita in 10 anni del più 10% delle consegne di latte nella regione, è emerso a più riprese come il fattore aggregazione sia stato di fatto premiante. Il modello della cooperazione l'abbiamo capito molto bene anche oggi, sia un modello premiante per i produttori italiani. Abbiamo anche cercato soprattutto quelle strade che ci consentissero di varcare prima i confini provinciali, poi regionali, poi nazionali, ma soprattutto entrare in un consorzio di commercializzazione dei prodotti veneti che aveva capacità anche all'estero. In questo modo la nostra cooperativa è in grado di portare oltre i confini nazionali, soprattutto extraeuropei, circa il 20% della propria produzione. Fondamentale inoltre porre lo sguardo anche sulla situazione europea, sia a livello di mercati sia a livello di variazioni climatiche e il relativo impatto sulle produzioni. Per quanto riguarda il clima, in Europa c'è una situazione abbastanza bivalente, nel senso che in Nord Europa c'è stata una piovosità marcata negli ultimi mesi, mentre nell'Europa mediterranea ci sono stati diversi casi di siccità, tra cui anche nelle regioni del sud Italia come Sicilia, Calabria, che stanno in alcuni casi impattando sulle produzioni agricole, mentre nel Nord Italia per il momento la situazione si mantiene abbastanza stabile. Per quanto riguarda i prezzi del foraggio e dell'alimentazione bovina, ma come anche altri costi relativi al mercato agricolo, ad esempio fertilizzanti e anche gasolio agricolo, attualmente c'è stata una moderazione nei prezzi, intendo negli ultimi mesi, dopo i forti aumenti del 2022 e fine 2021. Presente anche l'assessore regionale Federico Caner. Sottolineo sempre come il prodotto latte nel Veneto sia un prodotto di qualità, grazie anche ai progetti che portiamo avanti tra la Regione Veneto e le associazioni di categoria, Aprolav, Arav, l'associazione degli agricoltori. Noi riusciamo oggi per esempio a raggiungere già gli obiettivi dell'Unione Europea per quanto riguarda il tema del Green Deal o il Farm to Fork, sulla riduzione del 50% dell'uso degli antibiotici per curare per esempio la mastite nella vacca da latte. Questo significa non avere antibiotici nel nostro latte, quindi un latte di qualità, ed è per questo che io dico sempre alle nostre massaie, ma a chiunque vada a fare la spesa al supermercato o da qualsiasi altra parte, di acquistare latte veneto, perché è un latte buono ma soprattutto di qualità.